ringrazio dell'invito e della presenza. Il mio è un compito facilissimo perché i 7 minuti, me ne rubo già 2, vi devo fare il quadro sull'innovazione e il mondo dell'innovazione, no? Quindi una cosa molto banale. Però a parte le battute, quello che ho cercato di fare preparando questo materiale è quello di darvi un piccolo inquadramento. Ho scritto 2.0 non perché mi sono perso 2 puntate dalla 4, è solo per dire il mondo davvero è cambiato, questa crisi permanente che avete già sentito descritta molto bene e ha probabilmente scosso alcuni punti di certezza e di incertezza, e quindi quello che ho approfittato di fare è davvero un quadro complessivo con diversi esempi, ma vi prometto insomma che cercherò di essere assolutamente circonciso, come dicono i nostri parlamentari. Allora, questo è il menù che io vi propongo, poi lo dite, non ve l'avevo detto, quindi è l'ultima occasione per uscire se vi disturba, nel senso che è una cavalcata molto veloce e molto ovviamente approssimativa su questi temi, perché per ciascuno di questi punti, cos'è l'innovazione, quali sono i miti dell'innovazione, i modelli, le sfide, le proposte, potremmo stare qui delle giornate. Però la mia idea è stata quella di mettervi insieme un po' di elementi, soprattutto per scuotervi e darvi qualche incertezza, diciamo. Tra l'altro, pur non essendosi accordati sia con Ferruccio che Federico, ritroverete molti dei loro elementi in queste cose. Quindi, ancora una volta, la trasversalità e forse l'innovazione è davvero il legante di tantissimi aspetti. Allora, non per fare l'ingegnere, però io voglio partire 3 minuti dalla definizione, perché secondo me su questo al quale si sono sprecate in moltissime occasioni. Quindi se io vi chiedessi cos'è l'innovazione, non c'è il tempo per il dibattito, no? Però chiedo se qualcuno vuole darmi una definizione in tempo reale. Cambiamento sicuramente è un tema, no? Però spesso di interpretare contestualmente i problemi che ti fanno, la capacità di rinnovare i problemi che contestualmente hai e innovare. Sicuramente questo è un elemento a supporto dell'innovazione, però vi assicuro questa domanda me la faccio e la faccio spesso, pur lavorandoci 15 ore al giorno su questo tema, spesso ci si sente un po' sommari su questa cosa, perché non si sa bene che cosa davvero è l'innovazione, perché aprite qualsiasi giornale, vi sfido, andate in edicola adesso, non tecnico, e vedrete che ci sarà la parola innovazione ripetuta a vario titolo. Allora, non ve ne do uno, ve ne do 2, ve ne do ben 3 di angolazioni sull'innovazione, ma per condividere un linguaggio, visto che oggi è anche un momento di tirare una linea e condividere un linguaggio anche all'interno dei vari rami dell'associazione. Allora, questa è una definizione che a me piace molto, perché è semplice, è molto onnicomprensiva, se volete, cioè migliorare, no? La prima cosa, qualcosa che già si fa, rendere possibile quello che non si poteva fare, o addirittura fare l'impensabile. E gli oggetti che avete tutti in tasca, no? Gli smartphone sicuramente sono un buon esempio di tutte e 3 queste cose. Questa tra l'altro è la definizione di questo signore francese, che è un segnolo, si chiama Jean Migasset, che poco ricordato, ma è l'unico socio europeo che ha fondato con Steve Jobs Apple, poi è uscito molto presto. Però l'unico problema di questa definizione è che spesso viene associata a un tema di classificazione dell'innovazione, e entriamo nelle categorie aristoteliche. È una cosa che a me fa venire la rosolia a parlare di categorie dell'innovazione. Però questo vi descrive cosa è l'innovazione. Questa è un'altra definizione, un'altra angolazione, ma molto interessante, che ha quasi 80 anni, che dice addirittura che identifica, se volete, il ruolo dell'imprenditore con chi fa innovazione, quindi
con chi gestisce l'impresa. Identifica essere impresa a innovazione. È questo signore, di cui magari pochissimi sanno l'esistenza, ma che è invece un santino, che chi si occupa di queste cose professionalmente tiene sul comodino, che si chiama Schumpeter, che è il teorico, economista tedesco tra le due guerre, che è un po' il teorico dell'innovazione radicale. Tratta una storia di vita molto interessante. E quindi questo è molto forte. Addirittura innovare è fare impresa è innovare. Quindi non è ogni tanto rinnovo il prodotto, è l'essenza stessa del prodotto. Una terza definizione, che è quella che ho provato a riassumere, dice una cosa secondo me che è ancora più importante, cioè che il ciclo dell'innovazione si chiude se e solo se si crea valore economico. E non necessariamente, molto spesso, sempre di più, ma non necessariamente è la tecnologia. Secondo me qui dentro ci sono, in questa definizione, ci sono 30 anni di ritardo che ha questo paese, perché se ci pensate, policy, contributi a pioggia, meccanismi che anche, lo diciamo dal punto di vista storico, anche le associazioni, i governi che si sono succeduti, eccetera, eccetera, hanno sempre assecondato, non hanno mai guardato che si creasse del vero valore economico, una crescita, ma che si compisse l'innovazione per l'innovazione. E questa secondo me è la definizione che dobbiamo avere in testa tutti se parliamo vogliamo parlare di innovazione vera, cioè che si chiude. Pensate alle migliaia di bandi per cui alla fine era importante fare le carte giuste, la rendicontazione, ma nessuno si andava a preoccupare se quella attività, quel finanziamento aveva generato il valore. Questa la attribuiamo a zio Paperone, così ce la ricordiamo tutti, lui è uno dei più grandi economisti della storia e quando lo citerò vi ricorderete chi è. Allora, quali sono? Li risintetizzo, ma ne avete già sentito parlare, i fenomeni, gli aspetti diciamo più pregnanti dell'innovazione. Fenomeni sono globali, le tecnologie pervasive in tutti i modi, molto spesso sconosciute, gli orizzonti temporali, ed è questa un'altra delle cose che dovete tenere a mente, cioè la variabile tempo ha cambiato scala. I cambiamenti avvenivano negli anni, oggi avvengono nei mesi o nelle settimane, quindi non ce la facciamo a starci dietro se non cambiamo nel senso evolutivo. Non è, questo non si discute. Pensate alla velocità con cui vengono introdotti sui mercati non solo nuovi prodotti, ma nuove modalità di fare le cose. I mercati sono sempre più grandi, perché il problema della crisi non è che ha ridotto i mercati sono più grandi di prima. L'accesso all'informazione ai mercati è globale, quindi cambia completamente lo scenario, ma sono molto più sconosciuti e le organizzazioni aziendali, associative, di tutti i tipi sono molto superate per affrontare queste sfide. I modelli di business sono in tanti casi, cioè come faccio le cose e come catturo il valore, sono molto spesso antiquati. Ci sono sigle che girano, poi in Italia ci innamoriamo tanto del disglobal, quindi adesso va molto in industria 4.0, startup, internet of things, eccetera, eccetera. Però uno dice di cosa mi devo fare per capire tutta sta roba e provare a trovare la via? Mi devo proprio drogare, ma quale droga ho preso? Non c'è la droga. Io vi do qualche stimolo e parto dallo sfatare alcuni miti, perché su queste cose ormai c'è un pantheon di miti assolutamente anche che devono essere confutati perché si autoconfermano. Ad esempio quello del genio creativo. Il genio creativo non esiste. Il genio creativo è, come diceva il buon Edison, l'1%, il 99% è sudore, metodo, è rigore e disciplina. Anche Steve Jobs, no? È stato detto tante volte, probabilmente in provincia di Treviso non sarebbe mai stato Steve Jobs, con tutto rispetto per la provincia di Treviso, ma perché il contesto, le altre persone, i soggetti con cui ha interagito, i finanziatori, eccetera,
sono parte integrante del genio che ha portato a una certa innovazione. E purtroppo persiste ancora questa idea della persona che mi si accende la lampadina come i fumetti e fa l'innovazione. Il tema è metodo, organizzazione e disciplina. Poi sicuramente c'è chi la chiama serendipity, mentre fate la doccia vi viene, ma è l'unione di tanti pensieri. E i gruppi, le organizzazioni hanno questa ricchezza che spesso non sfruttano, potenziale. Le tecnologie sono sempre di più, e questo, vedete, secondo me è il punto chiave, sono un mezzo, non il fine, oggi più che mai. Oggi si parla sempre più di tecnologie e meno di business, invece il tema è il business. E invece la possibilità di avere tecnologie accessibili, che è questo, che secondo me in estrema sintesi Industria 4.0 ad esempio, ci permette una cosa vecchia come il cucco, ma fondamentale, cioè il fatto che noi, le nostre aziende, possano concentrarsi soprattutto sul valore, cioè sulla loro idea di business, su dove creano valore per il cliente, dove generano competitività. Allora, qualche mito che voglio sfatare in maniera a bruciapelo. I robot elimineranno il lavoro normale, l'avete visto, no? Industria 4.0 ha un tema, un'accessibilità di tecnologie robotiche mai vista prima. Vi faccio vedere questa. L'ultima fabbrica di BMW, Lipsia, ha delle linee di montaggio che sono state progettate con robot collaborativi, quindi sono dei bracci molto più flessibili, ne vedete qualche foto, per lavoratori over 50, perché ci si è resi conto che in certi montaggi di carrozzeria, ad esempio, il valore dell'esperienza, della capacità di montaggio tattile, eccetera, dei lavoratori con esperienza, anche pluriennale, è fondamentale. Quindi i robot sono uno strumento, non sono quello che mette ai giardinetti il lavoratore o il cittadino. La stampa 3D farà chiudere le fabbriche. Siccome gli Stati Uniti sono sempre 5-10 anni avanti su queste cose, sapete che c'è stata col primo mandato di Obama una grande campagna sulla manifattura, sul valore della manifattura. I veri utilizzatori della stampa 3D sono aziende con più di 100 dipendenti, ma largamente. Ma perché? Perché queste sono aziende che hanno davvero ragionato in maniera strategica nel capire come queste tecnologie potessero essere integrate nei loro processi e non hanno fatto, scusate se, il laboratorietto Fab Lab, ci piace tanto, per fare così, un po' di ludica attività il sabato mattina, che va benissimo per la diffusione eccetera, ma ragionare in termini di business è un'altra cosa. E-commerce, centri commerciali stanno cedendo il commercio nei centri eccetera. Io non so se avete visto una a Padova tra l'altro, un altro l'ho fotografato l'altro giorno a Madrid. Carrefour, Decathlon stanno aprendo negozi di prossimità nei centri storici. Non è che si sono impazziti completamente, hanno capito il valore del rapporto col cliente diretto. C'è questo fenomeno, Stati Uniti già avanti, di demoling, cioè di chiusura dei centri commerciali, che si stima in pochi anni farà più che dimezzare i centri commerciali negli Stati Uniti. Poi è chiaro che ci saranno questo e quello, però se mi consentite anche questa è una grande mito che crolla, no? Rispetto a questa idea. Amazon ebook ucciderà la stampa, il libro digitale aiuto. Non so se lo sapete, ma il 2015 è stato l'anno nella storia dell'uomo che ha visto più stampa di libri cartacei, perché le tecnologie digitali permettono, se siete degli aspiranti scrittori, di stamparvi le 200 copie senza dover trovare l'editore e di impaginarvelo da solo, eccetera, eccetera. Quindi non è vero, semplicemente non è vero, ma perché? Perché la
equazione ebook uguale fine del libro cartaceo è un'equazione lineare e il mondo non è più lineare. Quindi doppia nazione di droga a questo punto per capire questo mondo. Quali sono forse le risposte? I modelli sono diversi, la complessità che è stata già evocata è quella che domina, per cui i modelli a cui pensiamo, e vale ovviamente per tutti, a cominciare dalla mia organizzazione, da tutte le organizzazioni, sono diversi. Velocemente vi darò qualche esempio sempre in questa logica. Le tecnologie innovative però da sole non creano i modelli, bisogna partire dal business, altrimenti si fa poco. E lo vedete tra l'altro tanti fenomeni come le regole di mercato, ma ancora più la giurisprudenza, il modo con cui ci si relaziona, non riesce a stare dietro a questa evoluzione. E quindi i nuovi modelli sopravanzano in tanti casi le regole e le norme, e questo porta proprio una distonia, no? tra le cose. Allora, Airbnb, penso lo sappiate, che cos'è? Una piattaforma nata meno di 5 anni fa per affittare anche la vostra stanza, no? Attraverso una piattaforma con delle regole peraltro che sono molto severe, non è una bacheca in cui metto il mio cartellino come si faceva all'università. L'anno scorso ha superato come disponibilità le 750.000 stanze, quindi il più grande gruppo alberghiero al mondo, che si chiama Mario Tinto, ma non ne possiede una. Allora sapete che ci sono dei sindaci che si sono detti no, io non voglio diventare, però questo è un fenomeno che non possiamo invece di fermare, è un tema tra l'altro di sharing economy, perché c'è una condivisione di risorse, è qualcosa di diverso per un lato, dall'altro che c'è sempre stato, perché qualcuno affittacamere c'è sempre stato, con dei modelli che sono diversi. Poi è chiaro che c'è un tema di dire sì, ma questo dove paga le tasse come fa? Sì, il problema è che il modo di fare le tasse è vecchio, non è passato su questo modello. Uber, c'è qualcuno dei tassisti, quindi sparano pomodori, però Uber, signori, è valutato oltre 50 miliardi. BlaBlaCar, non so se lo conosciate, una piattaforma nata 4 anni fa per io decido che domani mattina devo andare a Milano per lavoro, metto la mia cosa, se qualcuno domani mattina vuole condividere con me il viaggio, condividiamo le spese, chiacchiero, invece non sono da solo, e quindi ho un vantaggio sociale, ho un vantaggio economico e anche di sicurezza. Chiaramente c'è un tema di fiducia tramite l'operatore. BlaBlaCar è uno dei più grossi successi di questi ultimi 2 anni. Anche qui l'idea non è mica nuova, no? Non è che è super tecnologica, però c'è una tecnologia dietro legata alle piattaforme, per darvi un'idea. Allora, qui il tema è questo. Rimaniamo come squali a contenderci la nostra piccola fetta della vecchia torta o ragioniamo su come allargare la torta? Questa è l'immagine che si usa negli Stati Uniti, la chiamano la torta infinita, no? Se guardiamo al resto del mercato, possiamo allargare il mercato e forse possiamo mangiare tutti più torta e non azzannarsi per noi. Allora, io ho immaginato 4 sfide per stare dentro. Le nostre competenze, parlo delle nostre imprese, eccetera, sicuramente non bastano per questo mondo. Però forse, per esempio, possono essere utili a qualcun altro che ne ha altre. Le rivoluzioni che sono in atto, le usiamo per cercare di travolgere o ne vogliamo rimanere travolti? Perché questo è. Esistono dei mega trend, dopo negli interventi che mi seguono, ne vedrete alcuni, impattano su tutti. Non si può far finta che non impattino su qualcuno di noi. Quindi, vogliamo guardarci o continuiamo a guardare soltanto fenomeni locali? E come si parla, no?
da mercato di massa a massa di mercati. Quindi il tema della personalizzazione, del ben fatto, eccetera, Paolo dopo di me sicuramente parlerà di questa cosa, è un altro punto di riflessione. Allora, il primo sul fatto di avere delle competenze, il modello dell'open innovation, che è un po' un modello che da qualche anno, no? Ormai è diventato anche gergo comune, è un modello che mi dice ragiona sui tuoi punti di forza e su quelli che devi acquisire, però ragiona anche in altro modo e soprattutto guarda anche ad altri mercati. Scusate, vado via velocemente, ma poi finalmente siamo qui. Perché? Perché tu non sai niente. Questo non è un grande economista, è una frase che segue Game of Thrones, che è una serie molto, la sua frase simbolo, che dice che rispetto al mondo ognuno di noi nel proprio business non sa un tubo. So che è futurista questa immagine, ma è così, perché se questa è la vostra competenza interna nella vostra azienda Pippo, e questo magari è l'azienda della filiera dello Sport System a Treviso, questo per attirarsi un'antipatia, al massimo, e qui sono stato buono, questa è la proporzione con quello che sta succedendo nel mondo. Cioè, i principi di base dell'open innovation sono: 1, i migliori non lavorano per te; 2, c'è qualcuno che sta facendo meglio di te e che sta arrivando, quindi chiamatelo fiato sul collo, chiamatelo come volete, ma questo è, dobbiamo renderci conto. Però dall'altra parte, cosa che spesso le nostre aziende sono sedute su dei forzieri e non lo sanno, poi si chiama tech push, cioè l'ultima riga. Io potrei avere in tasca delle soluzioni utilissime su cui fare soldi per altri e non le porto fuori perché sono abituato a fare io e a vendere io, e pensare di cedere in licenza la mia cosa magari al mio competitor mi fa andare di testa. Invece no, questo è un modello di business diverso, nuovo. È chiaro che devo strumentarli in maniera diversa. Il passo velocissimamente, concedetemi 3 minuti in più, ma voglio chiudere il ragionamento. Ad esempio, questa è una piattaforma, si chiama Quirky. General Electric, non proprio l'ultima bottega, ha aperto gran parte della sua proprietà intellettuale. Voi vi iscrivete a gratis, come si dice in inglese, potete vedere migliaia di brevetti che sono aperti gratuitamente e tornare da loro e dire: guarda, io ho visto questa cosa, io avrei pensato, che ne dici? Qui stanno lavorando microimprese, non sto parlando di... E l'idea di aprire il proprio capitale intellettuale non è un'idea balzana. Non so se avete letto, Tesla 2 anni fa ha deciso, che tra l'altro è leader in un settore di grandissima espansione che è l'auto elettrica, ad alte prestazioni, di aprire completamente il suo mondo, le sue centinaia di brevetti. Dopo 2 mesi BMW e Nissan hanno iniziato a collaborare con loro per le stazioni di superricarica, che sono uno dei temi ovviamente infrastrutturali per la diffusione dell'auto elettrica. E anche qui, perché non guardarci? Non è una cosa da grandi, 2, la seconda sfida, industria 4.0, potremmo parlarne per ore, eccetera. Allora, le 4 rivoluzioni qual è in una parola, secondo me, la caratteristica e la grandissima sfida? Lo dico anche qui in maniera provocatoria, secondo me è la rivoluzione di queste meno tecnologiche di tutte, cioè è talmente piena di tecnologia che voi di tecnologia non dovete capire niente, l'importante è capire il business, capire che l'operaio che ha la capacità di sentire sulle dita quel montaggio è importante e che magari mettergli a fianco un robot collaborativo da 20.000 euro ti permette di migliorare la qualità finale e usare quella capacità. È un'idea di business, non è un'idea tecnologica. Queste sono le 9 grandi famiglie, su ognuna di queste potremmo stare qualche ora. Allora io mi dico, e la lancio anche come sfida, soprattutto come istruzione. L'industria, questa è una slide del ministro Calenda, avete anche del materiale. Attenti alla
come dire, all'inflazione su questi temi. Principalmente Industria 4.0 è defiscalizzazione, decontribuzione per gli investimenti e per avere questi grandi vantaggi, qualità, prodotti, tutto bene, però considerate che entrata finanziaria sarà approvata solo per il 2017 per ora, essendo iperammortamento al 250%, poi mi insegnate che devo partire il prima possibile per avere più beneficio. Ma quante delle nostre aziende hanno un piano 4.0 e a gennaio dell'anno prossimo sono pronte a investire in Industria 4.0? Quindi attenti a vendere questi incentivi che poi rischiano di essere un flop, ma non perché la cosa è un flop, ma perché ti chiedono un pensiero strategico, un percorso. Allora, sfide, guardate, qui vado veramente velocissimo per chiudere, no? La terza sfida che dicevo, i mega trend, tema scarsità di risorse, invecchiamento, come sempre, invecchiamento della popolazione tranne come sempre scusi presenti. Ci sono queste cose, sono spazi enormi per nuovi mercati, però vanno guardate e poi vedremo degli esempi. E non bisogna sempre riferirsi ai clienti. Carissimo Henry Ford dice: ma se io avessi chiesto dei clienti cosa volevano, per aver detto un cavallo più veloce, non un'automobile. Quindi capite che qui è giusto la co-creazione, ma bisogna anche vedere. Il tema della creatività, eccetera, io uso solo due immagini per fare un ingegnere, no? Siamo la parte del design, come non ce lo diciamo ancora, perché siamo ancora la parte del design, eccetera. Allora, vi faccio vedere questo termostato che è realizzato da un'azienda di Belluno, disegnato in Italia. Allora, io sono ingegnere elettronico, ma devo studiarci per usarlo, questa roba qui. Quest'altro oggetto, scusate, questo progetto si chiama Nest, è un schermo touch e di fatto è un oggetto che è stato progettato da un ragazzo di 27 anni, è una startup che dopo pochi anni è stata comprata da Google per 3,5, se non ricordo male, miliardi di dollari, e che diventa il cuore dell'integrazione dei sistemi domotici o comunque di automazione della casa, e ha della sensoristica 4.0 per cui capisce a che ora uscite di casa, a che ora rientrate, come vi piace più caldo la sera, meno caldo la sera, con il vostro banco ci fate quello che volete, eccetera, eccetera. Guardate il design di questo e di questo, è un prodotto in corso, adesso l'azienda non avrà simpatia, giusto per dire, no? Ma perché qui c'è un pensiero diverso. Allora, qual è la proposta di percorso? Secondo me, partire dal valore, dal business, dalla strategia, perché altrimenti il filo si perde. Integrare monte a valle, perché effettivamente, e qui c'è la grande ricchezza del rapporto che avete con le imprese, ovviamente le competenze possono stare dentro e fuori la singola impresa, ma tra imprese ci possono generare idee incredibili e testare e validare. Allora, anche qui veramente chiedo venia per il ritardo, ma voglio chiudere sempre con qualche flash. Questo è un dato dell'Ufficio Europeo Brevetti. TUI è il centro più grosso dell'Ufficio Europeo Brevetti in Italia, e sono numeri loro. Si stima che 60 miliardi di euro ogni anno siano buttati in ricerca e sviluppo perché non si fanno delle buone ricerche preventive nel mondo della proprietà intellettuale. Sono 3 finanziarie in Italia per reinventare la ruota, e qui chiaramente c'è tutto un tema di sviluppo. Usare i nuovi strumenti di prototipazione permette di accelerare tantissimo e testare le nuove idee in maniera molto molto veloce, però bisogna farlo con gente che lo sa fare, non comprarsi, come vedo in certe aziende, la stampantina 3D e poi magari non avere le competenze per farlo usare, rimane come la cicletta o il tapirulà che uno si compra con i buoni propositi, poi rimane in cantina, no? Norme e laboratori, abbiamo dei laboratori di test, guardate che la marcatura dei prodotti
guardare le norme dei mercati, dopo parleremo di internazionalizzazione. A me capita tutti i giorni di avere aziende che vogliono vendere all'estero ma non si preoccupano delle norme che devono rispettare e arrivano con il cambio in dogana e poi gli viene il dubbio. E questo succede anche ai grandi, perché Dieselgate è questo, chi ha un Samsung Note S7 lo sa, e anche se penso che i progettisti dell'S7 ormai non siano più tra noi, anche se la Corea del Sud e non del Nord, andare in aereo e sentirsi dire chi ha un Samsung venga fuori e lo consegni, come succede adesso, perché sapete no, non è fuoco, ed è stata una mancanza di test di mercato, di certificazione per arrivare con i prodotti sempre prima. È stata già evocata, come si dice a Roma, tutti questi dati che ci dovevano fare. Considerate che tra l'1 e il 2% dei dati oggi che vengono generati viene interpretato, e anche meno forse. Quindi qui c'è tutto da creare e l'associazione, anche qui io credo, siede su un tesoro, un forziere. Quindi, lo diceva già Snoopy, tutto sommato non c'è tutta questa novità, nel senso che il passato insegna, guardare avanti è importante, però riposarsi anche ogni tanto, ripeto, ripartire dal business e pensare che la tecnologia, e questo è il punto 4.0, è accessibile come scala, come tempi, in maniera incredibilmente maggiore rispetto a qualsiasi era passata. Grazie.